Concedetevi 2 minuti, non di più, perché la celebrazione eucaristica è finita, dopo dirà il sacerdote, ma adesso è il momento anche dei ringraziamenti. Il celebrante ha già fatto per qualcuno dei sacerdoti che hanno lasciato la loro parrocchia, sono venuti qui in questa piccola chiesa, io la dico di seconda categoria, ma le chiese non sono mai di seconda, sono sempre di prima, perché dentro c'è il padrone, c'è Cristo. Ecco. E allora grazie a tutti quanti che siete venuti. Dopo ci sarà anche un momento conviviale al quale vi pregherei di rimanere, perché il nostro piccolo gregge si è adoperato perché questa grazia di Dio sia mangiata e diventi vostro sangue, e quindi si crei un'amicizia, perché queste le facciamo una volta all'anno, bisognerebbe farle anche più spesso, ma forse valgono di più di qualche predica che facciamo, di quelle che faccio io, non di quelle che fa il celebrante, perché lui è molto più bravo, molto più sa. D'altra parte, quando ci sono queste feste si cerca di invitare delle personalità. Ecco. Non so se ci sia anche il direttore generale delle ULSS, qui non l'ho visto, ma comunque l'avevo invitato. Ecco, comunque grazie Monsignor Ronzini per le parole e per la sua presenza. Ci siamo visti altre volte e siamo ancora qui, finché il buon Dio ci dà la possibilità. Grazie poi al nostro Deus Ex Machina, qui Don Silvano, che è il piccolo vescovo qui della zona. Ecco, quindi a lui non sfugge niente, quindi vedete che è qui, ma ne aveva tante da fare, ma è venuto lo stesso. Ha 2 parrocchie, quindi questo dimostra anche che tra di noi, piccolo presbiterio, non siamo lontani l'uno dall'altro, cerchiamo di aiutarci, di seguirci, di darci una mano, dove manca uno arriva all'altro, e questo ci dà forza per continuare, anche se la nostra età va, ma io spero di durare ancora un po', altri 200 anni. Poi non esiste la morte, lo sapete che la morte non esiste. Per noi cristiani la morte non esiste. È solo un'apparenza così, solo le categorie della terra che vogliono appropriarsi del nostro corpo, ma in realtà per lo spirito dopo scappa via, va in alto. Ecco. Grazie e poi ho visto che è venuto anche il nostro cerimoniale del cardinale, quindi cosa volete di più qua? Don Raffaele. Quindi una volta siamo onorati anche noi, quindi grazie a lui e poi grazie anche al mio superiore, non ultimo, neppure postremo, neppure ultimo, il quale vorrebbe che fosse sempre via a casa, ma insomma è difficile camminare da qui e andare a San Francesco della Viga, e allora mi permette di rimanere qua. Ogni tanto brontola, ma non è che sia contrario. E quindi è venuto, ha portato anche un altro eccellente seminarista che è venuto dalla Romania, è venuto qui, mi pare. Sì, ecco. Sì, ha voluto partecipare, ha portato Vincenzo, quindi anche lui ha collaborato. Poi senza dimenticare mio nipote, ecco, che speriamo che il prossimo anno diventi sacerdote, anche lui ha fatto un po' del cerimoniere, perché quella è una presenza. Poi i nostri ministranti qua, ecco, si sono vestiti un po', hanno cercato di fare le cose meglio, certo non è una cattedrale questa, dovete anche pensare al limite che dobbiamo avere, anche noi non possiamo far più del Duomo, più della cattedrale, no, dobbiamo stare un po' giù. Ecco. E poi qua i nostri cantori. Pensate, sono venuti da Rovigo, da Boara di Rovigo, e vedete che è un coro che insomma
ci dà del filo da torcere a noi che crediamo di essere molto in alto. Ecco, invece sono molto bravi, pazienti, sono venuti da lì e quindi non possiamo altro che dire grazie. Non aggiungiamo niente. Di tutti dai sacerdoti e ministrati. E poi ringrazio voi che siete qui, quindi siete la perla di questa Chiesa. Noi pensiamo di acquistare amicizie anche con voi. Adesso abbiamo preparato quel convivio lì che mi ha aiutato Adriana Carolo, Tarcisio Carolo porta il mio stesso nome, e Lucio Carolo. Mi hanno aiutato per fare, perché dicono deve essere una festa dimostrativa anche senza predica, ma può portare un po' di allegria e di gioia. Quindi nessuno esca dalla porta se non ha attinto un bicchiere di vino, di acqua, di Coca-Cola oppure del resto che c'è là presente. Ecco, noi abbiamo fatto la festa oggi di tutti i santi, sto terminando e non dormite. Poi domani comincerà l'ottavario di preghiera per tutti i morti, perché sapete che noi veniamo dai morti e ai morti ci congiungeremo, quindi bisognerà poi pregare anche loro. E poi la seconda domenica di novembre facciamo sempre il ricordo di tutti coloro che sono morti qua, perché ricordatevi che era un ospedale. Qui vedo che c'è anche l'ex direttore generale Funari. Ecco, e quindi vi ricordate che c'era l'ospedale, poi è cambiato, dopo ha voluto andare in altre parti, ma penso che se avessero fatto l'ospedale qua era molto meglio. Ma non vogliamo saperne più del libro. Poi grazie quindi a tutti voi della vostra presenza e quando passate cercate di rilasciare una preghiera. Adesso continuiamo con le nostre informazioni. Prima mi sono dimenticato di chiamare per nome Padre Sebastiano, Padre Guardiano della vita. E un ringraziamento a te, caro Padre. Hai ringraziato tutti, noi ringraziamo te. Il Signore sia con voi. Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli che ci concede di celebrare la festa di tutti i santi, vi dia la sua perenne benedizione. L'intercessione dei santi vi liberi dai mali presenti e i loro esempi vi spronino a una vita santa nel servizio di Dio e dei fratelli. Possiate godere con tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente,